Pro Tour Padano, dal paesaggio al foraggio al formaggio, dall'acqua al latte, sulle tracce dei prodotti del territorio. Grana Padano, prosciutto di Parma, aceto balsamico di Modena. San Benedetto Po, piazza Matilde di Canossa. Naturalmente monaci benedettini. Naturalmente tutto nasce da un monastero attorno al 1000, tutto merito di Tedaldo. Era il nonno di Matilde di Canossa. La Matilde è stata sepolta qua per un bel po' di tempo, poi è venuto il Papa, ha preso le sue ossa e le ha portate a Roma. Comunque questo è veramente il centro della cultura, dell'economia di questa zona. Guarda caso tutto viene dall'agricoltura. Insomma, non è colpa mia se in America il Far West risale a 150 anni fa, il nostro Far West risale a più di 1000 anni fa, perché qui in realtà è stata conquistata la nuova terra con le bonifiche. Comunque dopo i benedettini arrivano i Gonzaga. Allora qua ci ha messo le mani il Giulio Romano, niente po' di meno. Ha rispettato un po', diciamo, quello che c'era prima, però ha rivisto l'urbanistica e l'architettura di questa piazza, di questa zona che è meravigliosa. Tra l'altro questo posto qua è stato un centro importantissimo politico. Qui sono passati, allora, Martin Lutero, il Vasari, il Palladio e Torquato Tasso. Quindi qui l'agricoltura è diventata ricchezza, è diventata cultura, è diventata quello che vedete adesso. Qui la Padana ha dato il meglio di sé. Buongiorno. Buongiorno. Mi dà 5 eurini di caldarroste? Sì. Oggi è San Martino. Sì, San Martino. Ecco lei. Prego, scusi se piango, sa, ma al di là è l'emozione. Sì, il fumo, ma anche però la commozione, perché San Martino da queste parti poteva essere una tragedia, perché le famiglie erano anche costrette proprio a cambiare casa, andare via. Scadevano i contratti, il bracciante era mandato via, il mezzadro era mandato via. Storico e tragico. A novembre scadevano i contratti agrari e i contadini spesso erano brutalmente sfrattati. Era una vita molto dura, c'erano poche cose, anche il mangiare era quel che era. Eh sì, allora il proverbio dice la terra è bassa per dire che è faticosa, ma la bassa è ancora più bassa. La Bassa Padana è un posto difficile, ieri come oggi. Eppure c'è chi decide di venirci, anche da molto lontano. Sono arrivato da Haibin, cinese. Haibin è arrivato dalla Cina 25 anni fa in Italia e ha fatto tutti i mestieri del mondo. A un certo punto decide di fare l'agricoltore. O meglio, decide di fare l'ortolano e incredibilmente con dei crediti agevolati e garantiti dal governo cinese al 70%, con i prestiti della comunità cinese, compra prima una, poi 2, poi 3 aziende e mette su questo impero della verdura. E la porta direttamente nei negozi e ristoranti di Milano e Bologna. Buongiorno Haibin. Buongiorno. Come va? Bene, bene. Come ti è venuta l'idea di coltivare le verdure tipiche orientali per poi rivenderle in Italia? Negli anni del 96 io inizio, lavo piatti, aiuto cuoco, diventato cuoco, ho visto il mercato, il ristorante cinese
e poco verdura cinese proprio orientale. Ecco, ma mi fai vedere, mi spieghi esattamente cosa coltivi e che differenza c'è tra le nostre verdure tradizionali della pianura padana e le vostre verdure orientali? Aibin, questo è Dong Hao? Sì, una verdura si chiama Dong Hao. Ma scusa, è un incrocio tra una foglia di prezzemolo e la foglia di una quercia. Questa è una specialità di verdura quando mangiano in inverno proprio. Posso mangiare? Sì, è dolce. È vero, è come un radicchio, però non è amaro, è dolce. Aibin è autarchico, autonomo e sperimentatore. Questa è una serra molto particolare. Che piantine sono? Questo è un piantine dell'Ocean. Non ha chiesto contributi a nessuno e questa serra se l'è inventata e fatta da solo. Una stufa a pellet, un ventilatore e un sistema per fare circolare l'acqua calda. C'è l'acqua calda che viene immessa qua sotto. Queste qui sono delle cosiddette tavelle che servono per fare i tetti e naturalmente sono di cotto, quindi si scaldano e scaldano sotto. E sopra quelle lampade lì non sono lì perché è il Capodanno cinese, questi qui sono delle lampade UVA che praticamente danno calore e luce tutto il giorno. Sì, io ho studiato, diciamo, da internet, è sempre da studiare. Aibin quindi produce le sue piantine e poi le trapianta in campo, ma per vedere il risultato dobbiamo andare in un'altra azienda lì vicino. Ma quante aziende hai rilevato qua? Questo pezzettino prende da 2013. Sì. Poi l'altro pezzo da 2016 e sto prendendo un altro pezzo di 5 ettari di terra. Tutte queste serre sono tue? Sì. Eccolo Wosho, il cavolfiore cinese. Vai, grandissimo! Questo è proprio fiore, sembra un fiore più che un cavolfiore. Più aperto Sì. rispetto al vostro cavolfiore. Mi tocca ammettere che il cavolo cinese è meglio del nostro e non è neanche particolarmente drogato dalla chimica. Aibin ci mette sì un po' di azoto, fosforo e potassio, ma usa anche concimi naturali. Letame della pollina e quella lì è naturale. Diciamo sono le deiezioni dei polli, però disidratate. Tra l'altro, Aibin, questa è una pianta infestante, quindi vuol dire che tu non usi diserbanti chimici. No. Accidenti, è dura misurarsi coi cinesi, che oltretutto creano lavoro. Quanti dipendenti hai nelle tue aziende? Ho adesso 20, 22, 23 dipendenti. E da dove vengono? Cina, diverse province, poi c'è Marocco. I dipendenti di Aibin vengono da tutto il mondo, Asia e Africa, e sono tutti a libro paga. Aibin, cosa vuoi fare da grande? I tuoi progetti quali sono? Rimani qui, torni in Cina? Penso rimane qua in Italia, anche mio figlio deve seguire il mio lavoro. E piano piano allargare ancora. Ma dove vuoi arrivare qua? E finché dove si può arrivare, vediamo. Aibin non lo ferma nessuno, mentre da queste parti ci sono molte aziende agricole in crisi. I nostri contadini non hanno niente da imparare da Aibin? Sono due mondi diversi, quindi è molto difficile cercare di amalgamarli. Io negli ultimi anni abbiamo aperto diverse aziende di giovani, tra l'altro, che avrebbero voluto o vogliono intraprendere attività agricola, ma nessuno ha voluto prendere esempio da queste realtà. Ma cos'è? È il carattere padano? È la nebbia che non ti fa vedere molto lontano? Probabilmente è perché forse i ragazzi che intraprendono questa attività vogliono portare avanti la tradizione di famiglia e quindi non ci pensano nemmeno ad intraprendere una cosa innovativa, nuova, diversa. A proposito di tradizione, qui, nell'azienda che ha comprato Aibin, c'era anche una bella stalla dei primi del Novecento, ora completamente abbandonata. Era il nome della vacca che abitava in questo stallo, la Dina. Ciao Dina. Chissà che fine hai fatto, Dina.
E che fine farà la cultura e l'economia tradizionale del latte? La perenne dialettica fra tradizione e innovazione, e che forse precipiterà in una rivoluzione. A proposito, si dice sempre tradizione e innovazione. Questa è una casa padana tradizionale, tanto che invece del cagnolino hanno una vitellina che gira per il giardino, si chiama Sula e ha 6 mesi. Però qui hanno trovato un'idea nuova, lumache. Vuoi una lumaca? Sì, grazie Fabio, una lumaca, si fa presto a dire lumaca, guarda che è già fuori. Allora, lumaghin, tira fuori il tuo cornin, se ti tiri mia fuori, tirerò la pataiola. È una, lo sapevi anche tu, è una filastrocca per far uscire le lumache dal guscio. Senti, ma quante lumache avrai qua nel tuo lumachificio? È inquantificabile, è impossibile fare una stima di quante lumache ci siano dentro. Milioni? Sì. Una metropoli delle lumache. Interessante l'allevamento di lumache. In Italia ce ne sono quasi 1000. Noi consumiamo 10 volte meno lumache dei francesi, ma comunque il giro d'affari in Italia è di quasi 300 milioni di euro l'anno. Partiamo dalla tua storia. Tu eri imprenditore edile, facevi le case. Hai questa terra, 7 ettari, l'hai sempre coltivata però. Sempre coltivata, però non ha mai reso Cosa niente. ci facevi? Ma in monocultura, mais, frumento, Sì. solite cose. Per tradizione. Ma sì, mi piace, sono nato in campagna, ho scelto di fare il muratore perché la terra dava poco, sono stancato e avevo il desiderio di ritornare a coltivare la mia terra. L'unica roba che al momento sembrava la più redditizia, che comunque va bene, era l'allevamento di lumache. Per un allevamento come quello di Fabio, a occhio e croce, potrebbe servire un investimento di 30-40 mila euro e magari in un paio d'anni te lo ripaghi, al netto del tuo lavoro e del costo della terra, naturalmente. Allora, in pratica tu hai fatto un grandissimo orto, un orto di 1 ettaro, solo che invece di mettere il veleno contro le lumache, ci hai seminato, tra virgolette, le lumache. È così? Sì, è così. Dai, parentesi sulla sessualità delle lumache. Le lumache sono ermafrodite, no? Quindi fanno tutte da sole, insomma. Sì, fanno tutte. Fanno le uova, se le se la cantano, se la suonano, Esatto. e si riproducono. Ogni lumaca ne fa altre. Almeno 50, almeno 50. E tu li hai messi qua e loro stanno qua. La cura delle chiocciole è apparentemente semplice. Basta irrigare il campo e integrare il loro pasto con girasole o insalate varie. E una volta che sono pronte per la raccolta... Questa è una lumaca pronta, ha la sua bordatura, Sì. un bel guscio duro. Sì. Questa è una lumaca che è pronta. Le lumache non si allevano solo a scopo alimentare. Mungendo la bava si fanno medicinali e cosmetici. lumaghin, tira fuori il tuo cornin, se ti tiri mia fuori, tirerò la pataiola. Mungere le lumache invece delle vacche Funziona. per la pianura padana è una bella innovazione. Ciao Patrizio. Buonasera Ezio. Qui tutti parlano di novità, di innovazione, eccetera, eccetera, e tu invece pratichi proprio la tradizione. Ancora sì. Le robe di una volta. Sì. Guarda, le ho già viste. Le meline della mia infanzia. Le mele campanine. Posso? Come no? Guarda, fammene vedere una. Bella. Allora, le mele campanine non sono famose per essere belle. No. Le mele campanine sono piccoline, a volte bruttine, ma saporitissime, durevolissime, perché si conservano al freddo tutto l'inverno. Io queste qua me le ricordo in granaio da mia mamma. Tu, Ezio, non solo fai frutta, ma fai frutta antica. Allora io produco solo campanine, nessun'altra mela. Ma questa roba qui, dal consumatore normale, attuale, non è molto apprezzata perché, appunto, guardala qua, la campanina è piccolina,
è tutta un po' sbrodacina, non è di quelle lucide che sembrano incerate, per cui il consumatore la snobba. Non le mangiano più. Queste qua vanno bene per fare le mostarde. La famosa mostarda mantovana, rigorosamente di mele campanine. Allora, questa mela tiene viva una filiera che poi diventa gastronomica. La mostarda che serve per i tortelli di zucca, e la mostarda serve anche per i formaggi, insomma serve per i bolliti. In questo caso la tradizione alimenta un'innovazione, cioè fa da volano a identità territoriale, gastronomia e turismo. La melina di Ezio è squisita, ma com'è che invece al mercato spesso la frutta sa di poco? Perché alla gente bisogna dare la roba quando te la richiedono. Non puoi dire ma è acerba, aspetta. E infatti noi abbiamo abituato i consumatori a mangiare male. Ma nel nostro sistema purtroppo, perché vogliamo portare la produzione precoce al mercato, poi dopo vogliamo che si conservi un anno per l'altro. I sapori se ne sono andati, anzi devono ancora venire. Certo, dobbiamo mangiare la roba acerba che non sa di niente per motivi legati alla conservazione, al trasporto, all'estetica, eccetera, eccetera. Io spero che tutti gli studenti della Bocconi in ascolto abbiano apprezzato la lezione di Ezio sulle storture dell'economia di mercato. E a proposito di bocconi, facciamo merenda? Cosa vedo? Al centro vedo le mele campanine al forno. Con niente, naturali. Io le cuocio così. Dalla mela campanina possiamo fare le mostarde. Certo, esatto, questa è la questa mostarda. Tu parla tu che io... Questa è meravigliosa. Va in coppia, se vogliamo, con il padano. Oh, col grana padano, li mettiamo col grana padano. E poi lo mettiamo così. E questo è un accoppiamento. Se no, qualche goccia. Ecco. Qualche goccia di aceto balsamico di Modena. Ma vicino al prosciutto di Parma... Quello là cos'è? È il salame tipico mantovano. Invece, scusa, sempre nella filiera del maiale, guarda lì. Le grepoli. Le cicciole o grepole sono fatte di cotica di maiale, compattata. Tutte le parti qua del copino, un po' grassettine, eccetera, ma mirabilmente compresse. Certo. E alla fine è una crosticina. Ma prima della fine vorrei presentare, questa non è una sbrisolona, questa è la sbrisolona, che praticamente non si trova più così, perché viene in qualche modo edulcorata per il turista di passaggio, ma invece questa qua è chiara d'uovo, questa qua è secca, questa qua rappresenta lo spirito mantovano, che è uno spirito ruvido ma alla fine dolce. Guarda cosa ti ho detto. No, belle cose. Hai detto grazie, delle belle cose. Mi sono spinto ai margini della pianura padana, sulle colline di Terenzo, abita Michelle. Ragazze, andiamo! Forza! Fa la pastora, alleva capre. Aspetta, Pepita! Brava! Dai, si va di là. Ah, ecco, adesso ci mancavano solo i cani. Va! Michelle, vieni qua! Che belle che sono! Tu dove vai? Questa dove va? No, Britz, no, guarda. andiamo! È vero, Britz? Ah, la chiami per nome? Sì, ognuna di loro ha un nome. Britz è una delle 23 capre del gregge di Michelle. Sono capre di razza scamosciata delle Alpi, buone per il latte. Il nostro è un allevamento da latte, quindi ci serviva una razza di capra che producesse latte, ma allo stesso tempo che fosse abbastanza rustica da poter pascolare. Michelle si è laureata in zootecnia e sta studiando per prendere una seconda laurea in medicina veterinaria. Sto frequentando per diventare veterinario di capre, appunto, giusto per rimanere in tema. Sul tema capre, Michelle smonta subito un pregiudizio comune. Loro sono più furbe di te e trovano il modo di fregarti sempre. Scusa, ma con questo tu praticamente sfatti un luogo comune. Si dice scemo come una capra? Invece no.
Ma come nasce l'amore di Michel per il lavoro di pastora? Il mio bisnonno, che abitava proprio qui in questa casa, aveva le pecore e col latte delle pecore faceva dei formaggi che poi vendeva. Però diciamo che la mia passione verso le capre, diciamo, è nata durante un tirocinio del primo anno di università, che per differenziarmi dai miei colleghi che, essendo in zona, sceglievano tutti allevamenti di vacche da latte, io ho voluto cambiare, differenziarmi e ho scelto un allevamento di capre e da lì, diciamo, come la chiamo io, mi è venuta la malattia delle capre. Quindi la tua è stata una libera scelta dettata da una passione. Sì, esatto. Beh, la cosiddetta malattia di Michel in realtà può guarire molte magagne di questi territori, dove ha poco senso produrre cereali o altre colture intensive. Quindi un agronomo li definirebbe dei terreni marginali. Sì, sì, sì. E quindi hai deciso invece di utilizzarli come allevamento e pascolo? Pascolo per le capre che si adattano bene a pascolare le pendenze, preferiscono i rovi, i sassi, dove saltare, sì. Tengono pulito anche il sottobosco. Con quello che trovano riescono comunque a produrre un buon latte. Latte che Michel, dopo averlo munto, trasforma e vende con l'aiuto di sua madre, Stefania. Scusami, ma adesso porto dentro lei perché chiama le sue colleghe. Ah, ho capito. Come si chiama pure che non mi ricordo? Lei Britz. Michel rappresenta il traino di una piccola azienda familiare e ha coinvolto anche genitori e fratelli. Questo è Alex che porta l'acqua. Sì, esatto. In questo pascolo non hanno l'abbeveratoio e quindi la porta lui. Elisa, la sorellina, trova che fare l'aiuto pastora le faccia bene. Perché comunque anche uscire con loro al pascolo oppure alla sera quando dobbiamo mungerle così è comunque un modo di staccare un po'. Almeno per me è un modo di staccare un po' anche dalla scuola, da tutto quanto. Ci concentriamo su di loro e aiuta molto a rilassarsi anche. È un orgoglio vedere l'impegno che mettono, la passione per questo lavoro. Il lavoro dei pastori, anzi delle pastore, è un tema che ha appassionato moltissimo Anna, amica di Michel, regista e paesaggista. Anna, dunque hai affrontato un viaggio di 2 anni, hai fatto 17.000 chilometri, hai fatto 100 interviste a delle donne dai 20 ai 102 anni per fare un film che si intitola In questo mondo, che è stato premiato a Torino, a Trento, a New York e a Los Angeles. Un film dedicato alle donne pastore. Qual è il minimo comune denominatore che hai trovato tra le centinaia di pastore donne che hai intervistato? Ma credo che ci siano le 2 parole anche ricorrenti di queste ore d'ore di intervista con ciascuna di loro, erano davvero ultra significative. Ricerca della natura, cioè tornare al rapporto o mantenere un rapporto diretto con l'elemento naturale e con la vita, il senso della vita che questo ti dà, e la libertà, che è sorprendente, no? Perché il lavoro della pastorizia è sempre totale, eppure lì dentro loro hanno trovato un principio di libertà individuale che mi fa proprio ragionare sul senso della cura, cioè la cura degli altri, in questo caso la cura degli animali, rende liberi. Cioè, cos'è che caratterizza la pastora rispetto al pastore? Secondo me nella pastora esce, diciamo, l'istinto materno, quindi personalmente è così. I miei animali sono come se fossero i miei figli, guai che me li tocca. Li prendo in braccio, li accarezzo, addirittura mi si addormentano in braccio. Faccio una cosa che proprio gli do i bacini, che è proprio una cosa che non andrebbe fatta, ma sì. Le pastore portatrici di una antica nuova filosofia. È una visione che hanno precisa proprio del proprio benessere, che cambia il paradigma a cui siamo noi abituati, davvero di dove sta il benessere. Quello economico no, perché si sa che è un lavoro che non fa business. Ma è proprio questo, e credo che sia il futuro proprio. Che cosa cerchiamo? Cerchiamo di star bene, cerchiamo nella relazione con la terra e anche con le altre persone, nelle piccole comunità di riferimento, nuove relazioni, una nuova idea di comunità. Michel, là dietro c'è la città, laggiù c'è la pianura, hai 27 anni. Ma chi te lo fa fare di stare qua? Non ti viene voglia di affrontare il resto del mondo?
e l'amore per il posto in cui sono nata. Quindi diciamo che quello che mi tiene qua è sostanzialmente quello, perché a me piace viaggiare, piace andare in vacanza, ma quando torno a casa e sono più contenta, diciamo. E infatti quello che ho voluto fare anche con questo allevamento è cercare di dare una mano anche a questo territorio che è stato abbandonato nel corso degli anni a se stesso, e quello che volevo fare era proprio un'attività che valorizzasse il posto in cui sono. E infatti il sentire, diciamo, i nostri clienti di pianura che dicono che nei formaggi primaverili sentono i fiori, sentono i pascoli, sentono i profumi, diciamo, di questo territorio, mi fa molto piacere. Cara Michelle, sei tu che fai un piacere alle tue colline. La pastorizia tutela il territorio, evita il dissesto, rende produttive zone agricole povere, sviluppa il turismo. È l'unica strategia di felicità e di uno sviluppo davvero sostenibile, come si usa dire. Per dirlo con uno slogan abbastanza scemo, il futuro è slow e il fast ha fallito. Diciamolo, e finalmente. Ah, non era scemo? No. Allora, sei scemo, sono scema con te. Dopo questa parentesi sulle prime colline, torno alla bassa. Viaggio nella pianura padana, ma il viaggio nella pianura padana ormai l'ho imparato, è un viaggio nei fluidi nella pianura padana. In questo caso l'acqua diventa monumento, in questo caso l'acqua diventa storia. Sono alla Botte Bentivoglio e all'idrovora del Torrione. Qui per bonificare hanno compiuto delle imprese titaniche. Ecco, alle tue spalle c'è il Po, ma non importa perché da qui non lo vediamo. Adesso, guarda là. Quello là è il collettore Fiuma, che è un canale che parte da Borretto e a un certo punto passa e dovrebbe incrociare quest'altro, guarda qui, quello lì è il Crostolo. Come fa? Passa sotto. Avete capito bene, un fiume che passa sotto a un altro fiume. È un'opera idraulica del 1500, un'opera rivoluzionaria, un'opera incredibile che pare l'abbiano fatta in un'unica estate. Committente Cornelio Bentivoglio, direttore dei lavori Giambattista Aleotti, detto l'Argenta. Guarda qua sotto, no, non si vede, ma praticamente sotto ai miei piedi c'è la famosa botte, la botte sifone, cioè questo canale in muratura scavato sottoterra lungo 76 metri che permette alla Fiuma di passare sotto al Crostolo. Guarda là in fondo. Ecco, la Fiuma a quel punto prende il nome di Parmigiana Moglia perché va proprio verso Moglia. Poi negli anni 20-30 del secolo scorso qui hanno fatto la grande idrovora. Sì, tra gli scariolanti che hanno fatto quell'idrovora c'era uno scariolante molto particolare. È durato poco perché poverino era rachitico, poi lo prendevano in giro, gli hanno addirittura fatto pipì nella minestra, è stata per lui un'esperienza durissima e però è passato alla storia qui a Gualtieri. Antonio Ligabue, pittore, nato in Svizzera e catapultato per caso qui a Gualtieri. Spaesato, deriso, emarginato e alla fine esaltato e osannato. Masticando amaro, masticando terra creta per modellare le sue sculture, chiedendo baci e ricevendo scherzi feroci. Soprattutto si è sfogato con la pittura e la scultura e con la motocicletta, la sua vendetta. Arrivare con la vecchia Guzzi qui a Gualtieri equivale ad evocare Ligabue, di cui ancora si parla in piazza come se fosse andato via ieri. E siccome io ho 83 anni, ragazzi, quando è morto avevo 28 anni con... Fernando l'ha conosciuto bene Ligabue. Questa moto era uguale alle sue.
Sì, aveva le guzzi. Ligabue usava qualsiasi materiale. Materia prima era l'argilla che masticava e creava i soggetti. Un cavallo, una tigre, a ruggire, tossivamo e ci tirava dietro le Capisci? Antonio è così. Che uomo. Capisci? Lui era sempre, anche se puzzava, era sempre a 2,5 metri perché aveva paura dei microbi. All'inizio in paese nessuno lo capiva. I suoi quadri raccoglievano il pattume per terra. Raccoglieva il pattume per terra col quadro di Ligabue? Sì, ma il quadro di Ligabue tappavano i buchi. Poi ci sono degli aneddoti che a raccontarli bisogna stare qui 15 giorni. Io ho studiato Antonio Laccabue, nato a Zurigo 1899, sì. Rifiutato dalla madre naturale, rifiutato dalla madre adottiva. Sì. Colmava le sue carenze affettive con l'amore per gli animali. Aveva anche delle bestie per il calore, capisci? Con tutto quanto che aveva il fieno qui. Ligabue ha contagiato anche Ferdinando, che si è messo a disegnare. Per andare in cimitero, guarda. Sì. Ligabue ottavo arco, sono le istruzioni per andare esatto, alla quando tomba. vai lì... Ma Ligabue non era naif. Ma scherzi? Sei andato al museo? No. Museo... Allora devo andare a vedere il museo. Tutta l'esposizione dei suoi quadri. Bravo. Sì. Okay. Vai a vedere. Sì, adesso vado a vedere, vado dappertutto. Vado. Va bene, vado dappertutto e Fernando mi accompagna. Fammi solo un piacere. Adesso ci salutiamo, tiro giù la maschera, fammi vedere come sei fatto. Vai vecchio. Ma sei bello. Grande. Laura, aiutami, dammi una chiave di interpretazione. Che posto è Gualtieri? È un posto surreale, fatto di gente strana, di gente che è altrove, in tutti i sensi. Eppure è altrove, ma è sempre qui, perché la gente non è che qui gira tanto. No. Eppure Gualtieri ha dato i Natali anche a gente che ha avuto successo in giro per il mondo, come Umberto Tirelli, il costumista di Visconti, oppure Marino Mazzacurati, intellettuale, pittore, scultore e scopritore di Ligabue. Un paese di gente strettamente legata al territorio, che ama il suo territorio, che ci combatte dalla mattina alla sera, combattiamo con le nebbie, col caldo pazzesco, con le zanzare d'estate, con le intemperie, con tutto. Però è un posto che ci tiene legati sempre qui, creiamo una comunità, è il nostro habitat. Laura mi fa da guida a Palazzo Bentivoglio, realizzato alla fine del Cinquecento dal solito architetto Aleotti, e mi porta nella Sala dei Giganti, che con i suoi 10.000 metri quadrati, con le pareti affrescate dal Badalocchio e il suo soffitto infinito, ti ricorda ancora una volta cos'è stato da queste parti il Rinascimento. Un contesto stridente con il mondo di Ligabue, che pure qui viene celebrato. Laura è la guida ufficiale qui del Museo Bentivoglio e questo è il tuo quadro preferito. Sì, rappresenta quella che è la forza, la potenza espressiva di Ligabue e lo vediamo proprio nelle lotte per la sopravvivenza, che sottolineano la sua grande sofferenza, il travaglio interiore, anche la difficoltà di ritrovarsi in un posto straniero senza parlare la lingua e a doversi diciamo confrontare con le altre persone, ma essendo considerato dagli altri un po' strano, matto. Lo sguardo aggressivo dell'aquila e la volpe che soccombe, la società inesorabile che marginalizza il deviante. E a proposito di devianti emarginati, come mai la Bassa Padana rappresenta l'habitat naturale di tutta una serie di artisti, diciamo un po' fuori di testa? Pietro Ghizzardi, pittore post-espressionista, Bruno Rovesti, pittore contadino, Anthony Carboni, pittore di strada, Sergio Terzi, detto Nerone, pittore realista astrattista, e poi Enrico Robusti, pittore proteico e gastrofigurativo, per non dire della letteratura da Zavattini a Guareschi, e la musica, i Nomadi, fino a Ligabue Luciano. Alla fine a Gualtieri tutto è alla rovescia, anche il bellissimo teatro del Settecento, restaurato e gestito dai volontari del paese, dove la platea è al posto del palcoscenico e viceversa. Bellissimo, qua aleggiano ancora degli aspetti creativi. Le coppie verso sera
vanno a fare l'amore sotto i salici alternando i baci e gli schiaffetti che si danno per ammazzare le zanzare. Una frase di Cesare Zavattini dalla quale i Ridillo hanno preso spunto per fare questa canzone. Benvenuti nel mio spazio sotto il salice, salice, non stare lì, mettiti comoda, comoda, sull'erba molto spesso ci si corica, corica, non voglio farti fretta ma tra un po' inizia la festa, ai 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 ai, hey, hey. Zanzara party, ai 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 ai, hey, hey. Zanzara party, oh yeah. Oh yeah. Benji dei Ridillo è un creativo. Allora, me la spieghi da dove viene la creatività padana? Abbiamo la nebbia d'inverno, abbiamo le zanzare d'estate e tutto questo ci fa soffrire, quindi fondamentalmente questa sofferenza ti porta a doverti inventare, per non impazzire, di inventare delle cose e allora la creatività nasce. Hey, 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 zanzara party, oh yeah. A Gualtieri i luoghi di culto di Ligabue non sono finiti. C'è anche la sua casa, dove ha abitato dopo il successo, che a sua volta è diventata museo. E c'è anche chi ha recuperato preziosissime reliquie, per esempio la Fondazione Archivio Ligabue di Augusto Agosta Tota. Eccoci qua. Eccola lì! È la moto di Ligabue, una delle moto di Ligabue. Dai, la posso toccare? Possiamo portarla fuori? Certamente. Scusate, per me è un'emozione vera. Dai. Ecco fatto. Che moto è questa? Questa è un Alce 500, moto militare che poi passa civile. È emozionante. Posso salirci su un secondo? Devi. Ne sarebbe fiero. Dai, beh, sì. Certo. Ah, sì, lo riconosco. Scusa, non si vede. Quella maniglia, la maniglia tipica dell'Alce, che in realtà ti picchia sulla schiena, va bene? Eh sì, è proprio questa. Dai, Ligabue. Pensa, lui per Gualtieri faceva queste scorribande, così la gente almeno lo guardava. Lui si legava, era un po' un mercante di se stesso, legava i suoi quadri sulla schiena per poterli fare vedere in giro per la Bassa Reggiana, con il soggetto verso l'esterno. Io, sulla moto di Ligabue, sono soddisfazioni. Sono arrivato a una tappa fondamentale del mio viaggio. Qua raccontiamo il Grana Padano. Lei è il maestro, io sono il consumatore elementare. Allora, come si fa il Grana Padano? Si parte dal latte. È un latte che è stato munto ieri, 2 munte sono miscelate e sono state messe tutta questa notte a riposare, quindi a decremare. Abbiamo tolto un po' di grasso che poi sarà destinato al burro. Quindi possiamo dire tranquillamente che il Grana Padano è un formaggio semigrasso. Questa mi piace, semigrasso. D'ora in poi mi definirò semigrasso, come il Grana Padano. Maestro, siamo colleghi. Una cosa, va bene, lasciamo stare. Io ho studiato qua sull'abbecedario. Bravo. Sulla cosa, il latte per l'88% è acqua. Poi c'è solo il 3,5% di grasso, ci sono i sali minerali, ci sono le proteine, cioè la caseina, e poi gli zuccheri, cioè il lattosio. Nel Grana Padano, nella fase di maturazione, questo lattosio naturalmente scompare perché viene digerito nel processo della stagionatura del formaggio. Ecco, questa cosa è importante, è un paradosso, ma allora chi è intollerante al lattosio non può bere il latte, ma può prendere i formaggi fermentati, perché ci sono delle bestioline che digeriscono per conto suo il lattosio. Perché va bene per i bambini appena nati e va bene per i nonni, dai. Visto che siamo nonni anche noi. Una cosa importante per i gourmet è latte crudo. Certo. Servono 16 litri di latte vaccino per fare 1 chilo di Grana Padano.
Bene, abbiamo visto il latte, adesso cosa succede? Adesso abbiamo cominciato il processo. Cosa ha messo dentro? È una magia. Ha introdotto il caglio. È importante il caglio perché cominciano a lavorare le famose bestioline, Esatto. no? In senso metaforico. Cioè è un enzima che provoca questa reazione chimica, per cui tra un po' vediamo che come il budino della nonna comincia a addensarsi. Esatto. Ho visto che prima gli hanno messo un altro liquido. Gli abbiamo messo il siero innesto, che è un'altra magia. Il siero innesto è il residuo della lavorazione di ieri. È lo starter. Serve a far partire la trasformazione del latte in formaggio. Latte, siero innesto, caglio, caldo, perché poi tra un po' scalderemo. Viene scaldato a che temperatura? Sui 52 gradi. 52 gradi. Però posso dire, è una a livello estetico, guarda, il rame, il bianco candido del latte. Candore, tepore, profumo. Ah, una fucina paradisiaca. E dopo 15 minuti di rimescolamento meccanico serve un sapiente ed energico intervento umano. Maestro, questa la so. Ha rotto la cagliata con lo spino. Serve a rompere in tanti chicchi il formaggio che sta coagulandosi per rendere tutto omogeneo. Oltre al siero e al caglio ci mettete un altro ingrediente che si chiama l'isozima. Cos'è? L'isozima è un enzima naturale, infatti è estratto dall'uovo, che serve nella prima fase di stagionatura del formaggio. È di origine animale, non ha nessun residuo. Ma qual è il lavoro dell'isozima? Cosa serve? È un antifermentativo. Nei foraggi insilati che mangiano le vacche potrebbero restare dei batteri che passano nel latte. Il maestro mi spiega che il lisozima è appunto un enzima antibatterico. Nel momento in cui il formaggio diventa grana padano, perché a 10 mesi il consorzio lo bolla e lo fa diventare ufficialmente grana padano, l'isozima non c'è più. Noi con questo sistema riusciamo ad usare tutti gli alimenti, tutti i foraggi che vengono prodotti nella nostra zona. E alla fine nasce la forma e il miracolo alchemico caseario si è compiuto. Ogni forma è una tenera bambina. Là c'è la sala parto e qua è la nursery. Guarda, allora come tutti i bimbi piccoli di una volta, qui è in fasce. Cioè c'è questa fascia che la tiene, questo peso sopra che comincia a fare spurgare l'acqua. Ecco, prego, si accomodi con i neonati. Ma cosa succede ai bambini quando nascono? Gli mettono un braccialettino per identificarli. Beh, questo è una specie di braccialettino e comincia a dare identità alla forma. Ci sono già i numeri del caseificio e questa sarà un po' il nome, cognome e il battesimo della forma di grana padano. Mi ha colpito una cosa, molte cose meccanizzate, tutto modernissimo, ma diverse fasi sono assolutamente affidate all'uomo. Questo signore fa il rivoltatore di forme. Sfido una macchina a fare altrettanto. Allora le forme bambine sono uscite dalle fasce e vengono portate qua. Guarda, sono ancora molto, molto tenere e vengono messe nella salamoia. Questo cosa serve? Prima di tutto il sale è un conservante e poi anche aiuta la purificazione, diciamo così, della forma. Aiuta ad asciugarla ulteriormente. Una volta quest'acqua si buttava via, una volta all'anno. Oggi noi sono 7 anni che quest'acqua la ricicliamo e non la buttiamo via e quindi credo che facciamo la nostra piccolissima parte per rispettare l'ambiente. Dopo 20 giorni a bagno in salamoia, le forme vengono accudite, vengono asciugate, vengono pulite e portate qua. E qui siamo nel magazzino della stagionatura.
Oh, eccolo qua. Questo signore è Roberto. Sei un battitore, sei un batterista, sei un... No, cosa sei? un esperto battitore del Consorzio di tutela del grana padano. Allora, la forma viene battuta prima su un piatto, sullo scalzo e di conseguenza sull'altro piatto. Ma cosa hai sentito? Cosa cerchi? Cosa ti dice la battitura? La battitura devo sapere se la forma all'interno ha la pasta che è compatta ed uniforme. E mi sembra che dal suono ci siamo. Roberto, da consumatore mi interessano tutti quei tatuaggi che c'ha la forma. Cosa sono? Esatto, sono i loghi consortili. Indicano il luogo e la data di produzione e poi c'è la placca di caseina. Da questo numero qua noi riusciamo a risalire dove è stata prodotta, il giorno, la caldaia, è la vera carta d'identità della forma. Pronti per la marchiatura. L'ho chiamato maestro, in realtà è il preside. Renato Zaghini è il presidente del Consorzio del Grana Padano. Mi spiega, presidente, a cosa serve un consorzio di tutela? Il consorzio di tutela serve a tutelare un prodotto che va in tutto il mondo. Ovviamente deve tutelare il consumatore, partendo ovviamente dalla tutela di tutto il processo produttivo e di trasformazione, confezionamento e vendita del prodotto. Prodotti e produttori, storie e personaggi dell'agricoltura sono gli obiettivi del mio Slow Tour, che continua nella prossima puntata, seguendo il corso delle acque della pianura padana fino al delta del Po, dove l'acqua dolce si mischia a quella salata, dove gli orti di terra diventano orti di mare.